Ma eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi verrebbe da dire buon lunedì, visto che comunque ieri c'è stata questa sorta, no, di domenica infrasettimanale, ma invece è giovedì, quindi siamo già arrivati quasi alla fine della nostra settimana. Allora, io inizio subito, io compro Siciliano Live dicendovi una cosa, perché c'è una novità, per tutto il mese di giugno io e Eliana Chiavetta condivideremo, io compro Siciliano Live e ci ritroverete la mattina a giorni alterni, quindi oggi ci sono io, domani inizierà lei e così via, dal lunedì al venerdì, quindi ritroverete un giorno me e un giorno lei. Anzi, Eliana Chiavetta da Palermo, la saluto. Eliana, io ti vedrò ovviamente domani, bentornata. E a questo punto vado a salutare subito Nicolò che è in regia, Marzia e Sonia in redazione e a questo punto io ospiterei anche l'ospite di questo giovedì. Lei è una pittrice di Catania, quindi noi siamo vicinissime. Alice Valenti. Alice, Buongiorno. buongiorno Alice, come va? Bene, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Grazie a te, noi sai, siamo abituati ad ospitare dentro Io Compro Siciliano Live tutte le eccellenze siciliane, quindi siamo veramente molto contenti che anche tu oggi sia protagonista della nostra puntata. Allora, ovviamente cominciamo dall'inizio, Alice, perché io vorrei sapere da te, tra poco Sì. mi dirai anche cosa c'è alle tue spalle, com'è nata la tua passione per la pittura? Per la pittura. La mia passione per il disegno e la pittura, come di solito accade, nasce da quando ero piccola. In realtà, dopo i miei studi tutti teorici di arte, mi sono laureata a Pisa in conservazione dei beni culturali, ho deciso di ritornare in Sicilia e ho trovato l'inizio del mio percorso perché ho scoperto una bottega di un anziano pittore di carretti siciliani, il maestro Domenico Di Mauro di Aci Sant'Antonio, che mi ha folgorato con la sua passione, la sua verve, il suo modo di essere e la sua arte. E quindi ho deciso di intraprendere di seguire le sue orme e sono stata a bottega da lui, ho avuto questo grandissimo onore di essere a bottega da uno degli ultimi maestri della pittura del carro siciliano per 5 anni e ho imparato, diciamo, le fondamenta di questo mestiere molto complesso che è stato il mio punto di partenza per il Ok, mio quindi percorso. per iniziare, quindi 5 anni diciamo che sei stata la sua allieva, no? Quindi hai Sì, imparato e stavi molto attenta, credo, ad ogni particolare, no? Perché poi 5 anni sono tanti, quindi credo che tu abbia imparato tantissimo. sì, sono Abbia messo stati in... 5 anni molto densi, molto assidui, perché ogni giorno ero lì, sia la mattina che il pomeriggio. Mi è costato molta disciplina, molto impegno, anche perché lui era meraviglioso, ma non era affatto un uomo facile, quindi aveva i suoi colpi di testa, i suoi nervosismi. Non con me, devo dire, era sempre molto affettuoso. Però mi ha permesso appunto di assaggiare questo pezzetto di storia, perché io quando stavo lì mi rendevo conto di essere in un luogo storico, di una importanza fondamentale per la nostra cultura, che era diciamo in via di estinzione, perché il carretto è stato un mezzo di trasporto Simbolo. tantissimo per l'isola, che si è caricato di significati e decorazioni veramente ricchissime e stratificate nel corso dei secoli, ma che era in via di estinzione perché come mezzo di trasporto era stato ovviamente superato dai mezzi a motore, rimaneva un oggetto d'arte ma realizzato da talmente tanti artigiani e tante arti così complicate che andavano ormai per morire, quindi mi rendevo conto di essere proprio all'epilogo di una storia meravigliosa. Ma tu esattamente dentro questa bottega, proprio in pratica, che cosa facevi? Quando hai iniziato, cosa facevi? Io ho iniziato prima a guardare, maestro, posso venire a guardare domani? Sì, vieni, vieni. E quindi stavo lì, mettiti a cuttore mia. Mi mettevo a cuttuririddo e poi con la conca, il gatto, e stavo lì a guardare. A volte mi veniva il sonno perché è stato veramente graduale, no? Il mio processo di apprendimento. E poi mi ha fatto provare qualcosa, visto che insomma avevo una certa manualità, che sapevo un po' disegnare e quindi gradualmente ho percorso tutti i vari gradi per arrivare a diventare una pittrice di carri, nel senso che poi negli ultimi anni anch'io facevo la mia parte per la realizzazione di questi mezzi così impegnativi da decorare, anche scomodi, c'erano certe parti
il fondo della cassa o anche l'interno della cassa è tutto completamente decorato il carro, quindi le parti più che richiedevano una certa dose di fatica fisica, quelle spettavano a me perché io ero in compagnia di Certo. ultra ottantenni, no? Quindi, Sì. E tu da giovincella venivi, tra virgolette, sfruttata da questo punto di vista per i anche lavori un giusto. po' più complicati. Tu la tua passione inizia da piccolina, tu da piccolina disegnavi, ti piaceva Sì, molto disegnare, quindi no, immagino. sì, ho sempre voluto fare le scuole artistiche, mi sono sempre state negate dalla mia famiglia che mi ha, diciamo, indirizzata verso il liceo classico e poi verso conservazione dei beni culturali, che è una laurea bellissima, ma tutta teorica. Quindi Sì. questa mia necessità di esprimermi attraverso la pittura o anche altre arti, perché mi sono anche interessata all'oreficeria, alla ceramica, alla pittura su porcellana. Diciamo all'inizio ho proprio fatto un po' di Tutto. tutto. E poi ho scoperto il maestro e ho deciso di dedicarmi a lui, a prendere questa arte così speciale. Bellissima. E allora poi nel 2016 arriva tra l'altro anche il momento della tua prima mostra, no? Esatto, già sono passati più di 10 anni, diciamo, quindi da quel periodo dell'apprendistato. Durante questi 10 anni ho cominciato a fare le mie prime sperimentazioni, a prendere un po' più di libertà rispetto a questo codice figurativo così stringente, così rigido, no? Che è la pittura del carro. E quindi ho cominciato prima a dipingere su supporti diversi, poi a mixare la decorazione del carro della Sicilia occidentale e quello della Sicilia orientale, insomma cominciavo a sperimentare. Mi sono anche interessata a altri fatti della nostra cultura folcloristica come l'opera dei pupi, ma anche tutto il mondo dei nostri dolci tipici, tutte le suggestioni che diciamo rendono meravigliosa la Sicilia, e quindi a farle mie per restituirle secondo la mia visione di donna moderna, cioè di donna Certo. calata in questo tempo. Penso che la tradizione vada rinnovata, vada studiata e poi resa, restituita secondo le proprie corde più autentiche, no? Quindi restituire un'immagine nuova. E questo mio percorso è stato premiato, ho avuto delle collaborazioni molto importanti con Naverna, successivamente con Dolce Gabbana. Insomma, ho intrapreso una mia strada un po' più personale, fino ad arrivare al 2016, come dicevi tu, dove la Galleria Coart di Catania mi ha offerto di partecipare, di esporre in una mostra personale, la mia prima mostra personale, e, e guarda caso io proprio in quel periodo ho scoperto il cantiere navale Rodolico, questa meravigliosa realtà dei maestri d'ascia di Aci Trezza, che esistono da 5 generazioni, la loro prima fattura risale al 1808 addirittura, Mamma mia. e che portano avanti un mestiere altrettanto meraviglioso come quello che era del mio maestro. Infatti mi sono ritrovata in una situazione, diciamo, che un po' assomigliava a quella che io avevo vissuto nell'apprendistato del maestro. E, Però niente, non c'erano i carretti, ma c'erano le barche. no, le barche, quindi un altro mezzo di trasporto fondamentale per la nostra isola, ma che a differenza del carro era ancora vivo, presente, utilizzato, cioè le barche a remi che dondolano nel porticciolo di Aci Trezza sono una meraviglia per la vista, sono poetiche, nulla a che vedere con le barche in vetroresina, i gommoni, che sì, ok, fantastici, però le barche di legno sono un'altra storia completamente. Poi hanno alle spalle tutto un mestiere così prezioso come quello dei maestri d'ascia. La tecnica di costruzione delle barche esiste da secoli, da millenni proprio, da quando l'uomo decise di affrontare il mare con un'imbarcazione, con un mezzo, ed ha resistito tutto questo tempo con la stessa tecnica che loro ancora portano avanti. E quindi vedendo queste barchette mi è venuto in mente di dipingerne una. Sono Ecco. stata in cantiere, ho trovato questo anziano maestro, Turi Rodolico, tesoro umano vivente, iscritto nel REIS, nel registro dei tesori umani viventi, grazie al Centro Studi Aci Trezza, che è un'associazione di Aci Trezza che si interessa molto di tutelare i valori e la cultura locale. E ho trovato una situazione invece, io ero andata lì per cercare una barca da dipingere e farmi riprendere, nel frattempo invece ho trovato una situazione drammatica, anche perché Turi Rodolico ci raccontò di essere vittima di un attacco da parte dell'allora amministrazione comunale, che con mezzi
non proprio ortodossi, stava cercando di farli chiudere, e Ok. quindi insomma una vicenda un po' complessa che non... Particolare, certo. Però Però ce l'hai fatta, no, Alice, poi a dipingere questa barca? sì, mi sono talmente emozionata di questo incontro e nell'apprendere quello che loro erano e rappresentavano per Aci Trezza e avevano rappresentato, fai conto che sono citati anche nei Malavoglia di Verga, questa famiglia qui. Sì. E, il mio progetto di pittura tradizionale si è trasformato in un'impresa più importante, che è diventata una barca dipinta alla mia maniera, quindi dove ho voluto riversare tutte le suggestioni che quel luogo e che Aci Trezza mi aveva dato. Aci Trezza è un luogo mitico, ci sono i faraglioni scagliati da Polifemo alla barca di Ulisse che fuggiva, ci sono i basalti colonnari che è una formazione geofisica unica al mondo, c'è il cantiere Rodolico, è stato il set di Luchino Visconti, della Terratrema, cioè quella porzione di territorio è veramente un gioiello. E quindi in questa barca ho voluto raccontare, cioè dare dei segnali di tutto quello che era stato, che mi aveva segnato in questo mio approccio ad Aci Trezza. Esatto. Io sono convinta che tu abbia suscitato la curiosità e l'interesse di chi ci sta guardando in questo momento, e allora noi la barca, che si chiama Barca Speranza, dipinta Esatto. da te, la vogliamo proprio vedere in questo video. Un video che racconta veramente te, tutto quello che hai fatto, i tuoi lavori, dove si vede proprio anche la Barca Speranza, che è quella di cui abbiamo parlato. Un sacco di lavori realizzati da te, anche sugli autobus. Sì. Li hai impreziositi, li hai resi bellissimi. Quindi, insomma, abbiamo visto veramente bel po' etichette, tra l'altro, anche di liquori, no? Di amari. Tu ti sei occupata anche di questo, come dicevamo prima, di realizzare proprio le etichette per alcuni tra i marchi, tra l'altro, anche più prestigiosi del nostro paese. Sì, io devo dire sono abbastanza eclettica come persona e quindi anche come artista. Mi piace sperimentare su superfici diverse, realizzare delle opere che sono frutto del mio entusiasmo per certe situazioni, per certe cose. Quindi, per esempio, il decoro sugli autobus che ho realizzato in collaborazione con la l'ANT di Catania si sposa diciamo, alla mia battaglia per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, per incentivare questo mezzo da parte dei cittadini, che ha dei risvolti ovviamente che tutti conosciamo sulla Certo. benessere, la qualità della vita, dell'aria. Quindi mi piace abbracciare delle cause o comunque delle realtà che io ritengo di valore, di Brava. pregio. E quindi mettermi a disposizione per unire l'utile al dilettevole. E quindi Allora, tra poco. il cantiere. Ecco, tra poco parleremo anche di un altro tuo progetto molto importante, vediamo qualcosa già alle tue spalle, ma ci sono 15 secondi, proprio 15 di spot. Ecco qua, siamo ritornati, vi ricordiamo il più grande marketplace made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com. Alice, se io ti dico Lollipop 2021, che cosa mi dici? È il mio ultimo progetto ed è una delle cose più divertenti che io abbia realizzato, perché è proprio una reazione ai mesi di costrizione della pandemia. Vi racconto un attimo dall'inizio. È un progetto di abiti,
una piccola collezione estiva realizzata in collaborazione col brand catanese Trizzi d'Amuri. Sono due sarte modelliste, Amelia Alessia Cristaldi ed Emily Pelacani, sono due fantastiche donne che si sono conosciute in un progetto di sartoria sociale, quindi anche qui parliamo degli altri, perché loro in questo progetto sociale hanno aperto un laboratorio di cucito per le donne di un quartiere difficile di Catania, che è San Cristoforo, e quindi hanno attirato a loro queste signore di qualunque fascia di età, di qualunque estrazione, che hanno avuto la possibilità di imparare un mestiere. Quindi loro due poi questo progetto è stato bloccato per la pandemia, ma loro due hanno deciso di portare avanti questo loro amore per il cucito e per la sartorialità artigianale, e quindi hanno creato questo brand che si chiama Trizzi d'Amuri. Mi hanno chiesto l'anno scorso di creare qualcosa insieme e io quindi ho ideato delle stampe, scusate, Non preoccuparti. ho ideato delle grafiche, dei pattern che sono stati stampati e cuciti da loro per realizzare una piccola collezione di abiti estivi. E una di queste grafiche, come si poteva chiamare se non la Citrezza? Ovviamente, ovviamente la Citrezza ce l'hai proprio nel cuore. In questo momento, tra l'altro, tu indossi una tua creazione, no? Sì, è una giacca in viscosa, stile kimono, che Bellissima. appunto è stata realizzata con il tessuto a citrezza. Il tessuto a citrezza ho voluto riproporre le decorazioni tradizionali delle barche, quindi vediamo la sirena, il pesce spada, l'occhio, sono tutti simboli apotropaici che venivano raffigurati sui fianchi delle barche per allontanare i pericoli, per rendere la navigazione il più possibile sicura. E sono simboli che all'apparenza così giocosi e infantili in realtà nascondono delle emozioni molto forti, perché rappresentano il rapporto dell'uomo con il mare e quindi questo timore, ma anche questa necessità di solcarlo, Sì. fino ai nostri tempi, ovviamente. Tra l'altro vediamo anche una camicia, mi sembra, alle tue spalle e una t-shirt, e quelle sono altre Esatto. due stampe Sì. realizzate da te. Vogliamo vedere, intanto bevi un po' d'acqua, noi intanto vediamo un video dove c'è la creazione, proprio c'è tutta la collezione di Lollipop 2021, vediamo. Guarda. Eccolo qua, lo spot della collezione Lollipop 2021 con sia per uomo che per donna, tra l'altro con i disegni realizzati dalla nostra Alice Valenti. Dove possiamo trovare queste creazioni, Alice? Allora, tutti i capi sono acquistabili sullo shop del mio sito alicevalenti.it, o per chi si trova in Sicilia o in zona, nella sartoria delle Trizzi d'Amuri. Tutto il progetto è interamente sartoriale, anche l'etichetta è stata serigrafata dal laboratorio di Salvo Fallico. Okay. Io vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato al video, che mi hanno permesso di restituire questo mio desiderio di raccontare tutte le cose che ci fanno stare bene, stare con le amiche al bar, l'adrenalina di un babà, È vero.
un tuffo dalla barca, quindi ringrazio tutti gli amici famosi e non che hanno preso parte a questo video, Santetic che l'ha realizzato e la Femal Tramol Band per la musica. E noi ringraziamo te, Alice, per essere stata nostro ospite. Abbiamo scoccato e raggiunto già i 20 minuti. Complimenti davvero, complimenti, tanti complimenti a te, Alice. Sei una grandissima artista, quindi Alice Valenti, cerchiamola sui social e in bocca al lupo anche per questa tua nuova bellissima creazione. Speriamo la prima di una lunga serie. Grazie, grazie, io compro siciliano, siete fantastici. Un Grazie, abbraccio. Alice. Ciao. Ciao. Ciao Alice, grazie a te. Ciao. Allora, noi siamo arrivati al termine anche oggi di Io Compro Siciliano Live, di questa nostra, dicevo, prima puntata, no? Siamo già a giovedì, domani non ci sarò io. Domani con il nostro Giorgio Lupo ci sarà e ritornerà alla grande la nostra bravissima Eliana Chiavetta per la rubrica Letto e sottoscritto, e come dicevo all'inizio, quindi dalla prossima settimana a giorni alterni vedrete un giorno me, un giorno lei, un giorno me e un giorno lei. Grazie a Nicolò che è stato anche oggi in diretta da Palermo in regia, grazie Marzia e Sonia che come sempre si occupano della redazione. Io le saluto sempre, le saluterò sempre perché fanno un lavoro veramente impeccabile. A tutti voi, oggi vi ho abbandonato? Vabbè, vi saluto tutti uno per uno come se vi avessi letto, vi leggerò tra non molto appena si concluderà la nostra diretta. Noi ci vediamo a questo punto lunedì a mezzogiorno. Un bacio, ma domani c'è Eliana, ciao!